È passato più di un mese dall'ultima volta che il Castrum Favara ha giocato tra le mura amiche dello stadio Bruccoleri e ora, nella prima partita casalinga da calendario del 2025, la formazione guidata da Pietro Infantino riceve la visita del pericolante Acireale guidato da Gianluca Russo, che cerca proprio in terra agrigentina quei punti che servono per provare a scalare la classifica, ma di fronte c'è una squadra che appare in ottima salute e che vuole confermare il trend positivo visto tra le mura amiche, interrotto solo dal KO contro la Scafatese. E come possiamo vedere dalle immagini c'è un bel gruppo, c'è una bella atmosfera che però viene interrotta, come è successo in tutti gli altri campi, per ricordare la memoria di Aldo Agroppi e di Carlo Cudicini, scomparsi nei giorni scorsi. Poi è partita, come possiamo vedere dalle immagini prodotte da Giuseppe Montalbano, e il primo squillo è della formazione ospite, che cerca di farsi trascinare dalla forza fisica di Benjamin Mokulu, il quale impegna tutta la retroguardia favarese per la conclusione dalla distanza, che si perde sopra la traversa da parte di Danfa. Insiste la formazione ospite, ancora con Mokulu che si guadagna un buon calcio di punizione. La battuta viene effettuata da Giuliano con la palla che si spegne sulla barriera, poi si affaccia per la prima volta in avanti anche il Castrum Favara con questo colpo di testa da parte di Nacho Varela, che si perde sopra la traversa, ma c'era comunque posizione di fuorigioco. Poi azione insistita con questo contatto abbastanza sospetto che vede come protagonista Di Mauro, il quale, come vediamo dal replay, allarga un po' l'alettone. Tutto ok secondo il direttore di gara, che è il signor Targhetta di Castelfranco Veneto. Qui azione pericolosa ancora del Castrum Favara con Varela che viene anticipato dai centrali accesi, poi prova ad accendersi Calogero Lapiana, capitano anche oggi insieme a Scuffia, che in realtà porta la fascia. Qui il cross per Valera supera la testa del centravanti e viene raccolto da Zizzania. Poi dall'altra parte altro cross che finisce ben al di là dell'area di rigore favarese. Occhio però a questo calcio d'angolo battuto sempre da Lapiana, il colpo di testa da parte di Demin e palla che sorvola la traversa da pochi passi. Si arrabbia il difensore classe 2004. Poi su questo calcio di punizione per poco non arriva la correzione nella porta sbagliata da parte di Giuliano, che provoca un calcio d'angolo. Castrum Favara che man mano col passare dei minuti aumenta la propria pressione. Qui ancora Lapiana con la palla fiondata verso l'area di rigore. Ancora una volta Nacho Varela viene scavalcato poi da questa azione, da questo fallo non fischiato proprio in favore di Lapiana. Si innesca un'azione pericolosa da parte della Cireale, viene colpito in pieno dal pallone romano, che poi va a calciare con la sfera che si perde ben al di sopra della traversa. Poi attenzione, perché da questa palla filtrante il pallone arriva dalle parti di Nacho Varela, che a tu per tu con Zizzania non sbaglia, va a bersaglio. Il centravanti del Castrum Favara che passa in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo con il suo ariete classe 1990, perché come stiamo per vedere è ancora più importante questo gol perché arriva prima della fine del primo tempo. La ripresa si apre con questa palla messa in mezzo da Frangiamone, non arriva nessuno sull'invito del numero 3 del Castrum Favara che poi deve difendersi da questo assalto da parte della Cireale. La palla in qualche modo arriva a Mokulu, ma è bravissimo Tommaso Scuffia ad opporsi restando in piedi e mantenendo le braccia larghe. Qui gran giocata di Calogero Lapiana che innesca la ripartenza da parte del Castrum Favara con la palla messa in mezzo da Loduca. Nessuno riesce ad arrivare ancora una volta all'appuntamento. Poi corner, ancora Lapiana, la palla che spiova nel cuore dell'area, tentativo di sforbiciata da parte di Demin, intervento abbastanza dubbio come stiamo per vedere da parte di Danfa. Forse però il direttore di gara fa bene a non fischiare calcio d'angolo. A proposito di tiri dalla bandierina, c'è questo per la Cireale, colpo di testa di Mokulu che per una volta riesce a prendere bene il tempo ma non colpisce bene, blocca Scuffia. Poi da questo cross dalla destra, conclusione al volo a botta sicura da parte del numero 10 Manoni, entrato nel corso della ripresa, salvataggio di Vaccaro praticamente col petto. Poi su questa palla che arriva dalle parti di Mokulu che va giù, tutto ok per l'arbitro, esce Scuffia, esulta Demin che poi dà un'occhiataccia anche al guardalinee. E poi su questa azione particolarmente convulsa il Castrum Favara riesce a liberare, arrivano i tre fischi, finisce la partita, festeggia la squadra di Infantino che sale a quota 24 punti in classifica. Riflette ancora la Cireale che è sempre in crisi di risultati. Da Sportisile è tutto, alla prossima.